occasione vogliamo ricordarvi quello che è il legame importante tra Venezia e Dante Alighieri. Innanzitutto va detto che la diffusione della Divina Commedia a Venezia fu rapidissima, presso il patriziato ma anche presso il ceto popolare. Fin dal 300 infatti traducendo, commentando, poi più tardi ovviamente stampando, Venezia dimostra il suo affetto al sommo poeta. E Dante nel canto XXI dell'Inferno cita l'arsenale dei Veneziani, il cantiere dove fu costruita la poderosa flotta mercantile guerresca di Venezia, e lo fa entrando nella quinta bolgia, dove al fondo c'è uno stagno di pece bollente. Lì vengono puniti i barattieri. E proprio come nell'arsenale si utilizzava la pece, la si faceva bollire e veniva utilizzata poi per riattare le navi, sistemarle. Questo avveniva d'inverno perché era ovviamente la stagione meno adatta alla navigazione. Ma ecco i versi che Dante dedica all'arsenale di Venezia. Così, di ponte in ponte, altro parlando che la mia commedia cantar non cura, venimmo e tenevamo il colmo quando restammo per veder l'altra fessura di male bolge e gli altri pianti vani, e vidila mirabilmente oscura, quale nell'arzanade viniziani bolle l'inverno la tenace pece rimpalmare i legni lor non sani che navicar non ponno. In quella vece chi fa suo legno novo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da poppa, altri faremi e altri volge sarte, chi terzeruolo e artimon rintoppa. Tal non per foco, ma per divina arte bollia là giuso una pegola spessa che inviscava la ripa d'ogni parte.